Maxi blitz dei carabinieri di Treviso che scoprono una villetta di Silea trasformata in un polo logistico della droga, 60 kg sequestrati e recuperati 410.000 euro in contanti, 3 gli arresti. L'incidente sul lavoro a San Polo di Piave è costato la vita al 46enne di Bassano. La titolare dell'azienda indagata per omicidio colposo e lesioni colposi. Migliorano le condizioni del 31enne di Cordignano. Salta la corsia in curva e centra l'auto morendo sul colpo, tragica fine per un 28enne di Miane, lo schianto a pedeguarda di folline residenti, mettersi sulla strada qui è come una roulette russa. Sono anni che chiediamo un autovelox in quel tratto, ma provincia e prefettura ci hanno sempre risposto che non è previsto in questo tipo di strada. La rabbia del sindaco di Follina. Intanto il ministro Nordio a Treviso certifica il fallimento della fattispecie di reato di omicidio stradale. Non ha funzionato, dice, dobbiamo puntare piuttosto sull'inasprimento delle sanzioni, multe e sequestri di mezzi per chi va troppo veloce. Nordio era in città per parlare di sicurezza e baby gang con Mario Conte, guardia alta nel quadrante di Piazza Borsa nel primo sabato dopo rientro a scuola, il racconto dei giovani. Intanto a raduno di Pontida anche il sindaco di Treviso sarà sul prato tra i militanti invece che sul palco. I veneti rilanciano l'autonomia con le magliette di San Marco e i giovani leghisti invocano il Veneto libero. Paura nella notte a Preganziolo dove è stato dato fuoco a una porta di casa di un appartamento Ater, il proprietario salvato dal suo cane che lo ha svegliato, indagano i carabinieri. A Mogliano già si scaldano i motori per le elezioni amministrative 2024, il PD candida Giacomo Nilandi alle primarie del centro-sinistra che si terranno in novembre, una visione alternativa all'attuale amministrazione, dice Nilandi, vogliamo che i giovani non lascino la città. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, il telegiornale di Treviso, la cronaca dunque in primo piano con l'operazione da record dei carabinieri di Treviso, l'arma trevigiana che scopre in una villetta apparentemente normale 60 kg di droga e 410.000 euro in contanti, 3 gli arresti. Il racconto di Christian Arboit. Un centro logistico organizzato benissimo, tant'è che i soldi che noi abbiamo trovato erano sottovuoto e quindi abbiamo sequestrato anche la macchina utilizzata per creare il sottovuoto, sia dei soldi che il sottovuoto della sostanza stupefacente sequestrata. Sappiamo che elude il controllo anche dei cani, rende più difficile l'individuazione del prodotto una volta che viene sistemato. Più che un market della droga, un vero e proprio centro logistico che con ogni probabilità operava su tutto il nord-est. Sono impressionanti e forse senza precedenti nella storia recente i numeri del blitz scattato nottetempo in un'abitazione isolata di Silea, troppi movimenti sospetti di auto di grossa cilindrata che hanno portato i militari a stringere il cerchio. Una decina i carabinieri della compagnia di Treviso, coordinati dalla procura, che hanno fatto irruzione trovando 3 uomini, il proprietario di casa, un 45enne italiano, e 2 cittadini albanesi di 32 e 43 anni. Ne è seguita una notte di sopralluoghi e perquisizioni con numeri da record: 49 kg di hashish, 8 di marijuana, 35 grammi di eroina, 96 dosi di ecstasy, addirittura 770 sigarette elettroniche con il principio attivo della cannabis, ma soprattutto, caso più unico che raro, 410.000 euro in contanti, provento dell'attività illecita. Perché 410.000 euro in unica soluzione nel medesimo luogo non è una costante. A cristallizzare un giro d'affari super anche il sequestro di quello che può essere definito ad ogni buon conto un libro mastro della droga. Dove ci sono appunto tracciati gli acquisti, le vendite delle sostanze stupefacenti, ci ha permesso di stabilire che quel luogo era un luogo stabilmente usato da molto tempo per diffondere lo stupefacente non solo in quella cittadina, ma probabilmente in realtà molto più ampie che forse vanno anche oltre la provincia di Treviso. I 3 uomini, l'italiano e i 2 albanesi, sono stati portati al carcere di Santabona a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'arma trevigiana il plauso del presidente Luca Zaia. La legalità, ha detto, è un bene prezioso, ma l'indagine sembra solo all'inizio. Dal blitz di Silea, vista la mole, potrebbe innescarsi un effetto domino su tutta la rete dello spaccio provinciale e regionale. E adesso l'incidente sul lavoro di San Polo di Piave, costato la vita al 46enne di Bassano. È stato notificato l'avviso di garanzia alla titolare dell'azienda. Le ipotesi di reato sono quelle di omicidio e lesioni colpose. Migliorano intanto le condizioni del 31enne di Cordignano.
Ci sono segnali positivi per una ripresa di Alberto. Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicine e per le tante dimostrazioni di affetto. Ci stringiamo alla famiglia di Marco in questo momento di dolore. Poche righe soppesate ma dense di significato, quelle che ci affida la famiglia di Alberto Pin, il 31enne di Cordignano che si trova in prognosi riservata al Cafoncello. Le condizioni di salute del ragazzo, questa è l'unica buona notizia nelle ultime 48 ore, stanno migliorando. C'è poi il pensiero fisso della famiglia Pin verso un'altra famiglia, quella di Marco Bettolini, il 46enne bassanese morto giovedì pomeriggio nell'autoclave dell'azienda Cadelraio nel tentativo di salvare il giovane. Un gesto di altruismo, anzi di eroismo, come hanno ribadito anche i colleghi, ma a dirlo sono in tanti, compreso il sindaco di San Polo. Resta appunto il gesto altruistico e di eroismo da parte di Marco. Questo è un momento anche di silenzio, soprattutto perché bisogna rispettare il dolore forte di un'azienda che appunto nei propri dipendenti investiva e li considerava appunto come famiglia, ma i dolori soprattutto anche delle famiglie coinvolte in questa tragedia che sicuramente avranno tante domande e appunto poi la procura e fortunatamente, come ho sentito, anche magari le immagini potranno chiarire le dinamiche. Immagini delle telecamere che, come emerso, saranno fondamentali nell'inchiesta che nelle scorse ore ha segnato il passaggio quasi obbligato della notifica dell'avviso di garanzia nei confronti della titolare dell'azienda, Sandra De Giusti, per i reati di omicidio e lesioni colpose. È stato poi disposto l'accertamento tecnico irripetibile dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico da parte del PM al medico legale avverrà lunedì mattina. Non entra ovviamente nel merito della singola vicenda il ministro Carlo Nordio, che però da Treviso fa una riflessione generale sulla strage senza fine sui luoghi di lavoro. Questa ovviamente non è in gran parte la mia materia, però per quanto riguarda le eventuali sanzioni penali, effettivamente sugli incidenti del lavoro stiamo lavorando perché la situazione è intollerabile, come ha detto il Presidente Mattarella, cioè siamo veramente davanti a un vulnus a quelli che sono i principi elementari dei diritti civili e lì interverremo. Ministro Nordio, che rivedremo fra poco con un tema, quello dell'omicidio stradale, della sicurezza stradale, ne ha parlato stamattina a Treviso, proprio poche ore dopo l'ennesimo incidente mortale nella Marca avvenuto stanotte a Follina. Sentito vociare, parlare, poi mi sono affacciata alla finestra, ho visto parecchie macchine, una sulla siepe tutta rotta. La testimonianza di una residente per l'ennesima tragedia sulla strada che si è consumata la notte scorsa nella Marca. A perdere la vita un 28enne marocchino, da anni residente a Miane. Era passata poco dopo l'1 del mattino e Ayoub Hatimi, alla guida di una Audi, stava percorrendo la provinciale che collega Follina con Pieve di Soligo, quando all'altezza di questa curva in zona Pedeguarda si è scontrato con una Ford condotta da un 53enne di Miane. Un impatto tremendo con il motore dell'Audi che vola via dall'auto, mentre l'altro veicolo, dopo una carambola, finisce la sua corsa su questa siepe. Immediati i soccorsi, ma per il giovane non c'è nulla da fare. Il 53enne invece viene ricoverato all'ospedale di Conegliano in condizioni serie ma non in pericolo di vita. L'ipotesi più probabile è che l'Audi abbia imboccato la curva ad alta velocità, invadendo la corsia opposta mentre stava arrivando la Ford. A seguito dell'impatto, l'auto avrebbe volato sopra il marciapiede finendo la corsa a ridosso di questo ponticello. Ayoub Hatimi era conosciuto in paese anche per qualche problema avuto in passato con la giustizia. Ora pare avesse trovato un lavoro stabile. Viveva da solo in via Santa Maria, ma continuava ad aiutare la madre e i due fratellini piccoli nella loro casa di Borgo Vargoman. Con la scomparsa del 28enne ora la situazione si fa ancora più difficile per questa famiglia senza un padre, che può contare però sulla solidarietà della comunità di Miane. Abbiamo appreso la tragica notizia questa mattina, la comunità marocchina per noi è una comunità operosa e che si dà da fare. Chi viene qui lo fa per lavorare, per cui è una grande perdita per noi. Siamo vicini alla famiglia e cercheremo di aiutarla e starle accanto in questo triste momento. È il secondo mortale negli ultimi 10 anni accaduto su questa curva, dove di fatto non si contano più gli incidenti di varie entità. Questa è una curva pericolosa? No, pericolosa di più. Qui noi tutte le volte è una roulette russa quando usciamo. Una curva, una strada pericolosa, dunque quella tra Pieve di Soligo e Follina, con i residenti che da anni chiedono ai sindaci maggiore sicurezza. Lo sa bene il primo cittadino di Follina, Mario Collet, che risponde così con rabbia.
Purtroppo quello che temevamo si è nuovamente verificato, un altro incidente mortale nella stessa curva, nella stessa strada provinciale che da Follina porta a Pieve di Soligo. Avevamo chiesto ancora anni fa alla prefettura e alla provincia di poter installare degli autovelox per far sì che gli automobilisti moderassero la velocità, ma ci è stato risposto che in base al codice della strada non era possibile installarli. Questa dunque la rassegnazione, la rabbia del sindaco Mario Collet di Follina e lo dicevamo questa mattina Carlo Nordio ha parlato anche di questo, ha parlato della sicurezza stradale dicendo la fattispecie di reato dell'omicidio stradale non ha funzionato, dobbiamo puntare piuttosto sull'inasprimento delle sanzioni amministrative, multe e sequestri di mezzi per chi va troppo veloce. Sentiamo. Omicidio stradale, anche in questa nottata c'è stato un incidente mortale nella Marca, si è ritornati a parlare di omicidio stradale dopo il caso Seno, il patteggiamento a 3 anni e mezzo, si può fare qualcosa, si può circoscrivere la fattispecie? Le pene sull'omicidio stradale sono già state aumentate a suo tempo in misura anche corposa e come immaginavamo non ha funzionato. Io all'epoca non ero certo al governo ma ho scritto come giornalista che non sarebbero state sufficienti. Lì davvero serve soltanto l'educazione e la prevenzione intesa come controllo del territorio, cioè come irrogazione delle sanzioni amministrative. Ecco, secondo me in questi casi bisognerebbe davvero intervenire con la mano pesante, soprattutto per quanto riguarda la velocità. Non ha dubbi il ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, la fattispecie dell'omicidio stradale da sola non basta per bloccare la scia di sangue che quotidianamente si registra sui territori. Più che una fattispecie nuova di reato, serviva e serve ancora un approccio diverso, sia culturale che amministrativo, fatto di sanzioni molto più pesanti, in particolare per chi preme troppo sull'acceleratore. Perché è la velocità che è alla base del 90% degli incidenti. Certo c'è la disattenzione, i telefonini, l'ubriachezza, ma soprattutto è la velocità e secondo me quando una persona viene colta a correre a 120 all'ora dove il limite è di 50 bisogna sequestrare la vettura, ritirare la patente per 10 anni e erogare una sanzione che sia educativa anche per gli altri. Ma il ministro Carlo Nordio che era questa mattina a Treviso per l'atteso incontro con il sindaco Mario Conte sul tema delle baby gang e delle violenze tra i giovanissimi, guardia alta nel quadrante di Piazza Borsa nel primo sabato dopo rientro a scuola a monitorare la situazione lo stesso primo cittadino. E poi ci sono le voci, i racconti dei giovani. Abbiamo assistito anche ad alcuni arresti proprio in questa zona però comunque c'è sempre la polizia che gira e garantisce la sicurezza. Quando era ancora inizio settembre, fine agosto. Dopo gli avvenimenti che sono successi la polizia ha preso molti provvedimenti. A raccontare i sabati ad alta tensione in Piazza Borsa sono i diretti interessati, quei giovanissimi, spesso testimoni o protagonisti di piccole e grandi risse, che allo stesso tempo però riferiscono di controlli aumentati da parte delle forze dell'ordine, ma la violenza spesso esplode ugualmente, così in un locale notturno di Treviso poche sere fa. C'è stata questa rissa, era partita da una discussione tranquilla, poi la gente, soprattutto i ragazzi, hanno voglia di tirarsi, non c'è un vero motivo e in un attimo è degenerata la situazione. Tornando al quadrante di Piazza Borsa, la questione attraversa le generazioni. Questa signora anziana dice di avere paura. Assolutamente non ci si muove più. La sera, proprio per noi di una certa età, la vita culturale è chiusa. Di giorno, insomma. Parecchia gente che beve, parecchia gente che fuma. Non si può fare in una piazza, in un centro, non si può assolutamente permettere. In mattinata l'incontro tra il sindaco Mario Conte e il ministro Carlo Nordio proprio sui temi della sicurezza dopo l'approvazione del decreto Caivano. Comune e governo sono sulla stessa direzione, repressione e prevenzione sono facce della stessa medaglia, inutili le polemiche, dice Conte. L'appello che faccio a tutte le forze politiche, a tutti i protagonisti della città è quello di essere responsabili. Lo dico al sindaco, a me stesso, lo dico alle forze politiche che mi sostengono, lo dico all'opposizione e lo dico anche ai genitori di questi ragazzi, perché mi piacerebbe vedere oggi tanti genitori che vengono in città per verificare se tra questi ragazzi un po' maleducati,
e un po' arroganti, magari c'è suo figlio, perché diamo tutti per scontato che il mio figlio queste cose non le fa. Ecco, cominciamo a essere meno certi di questa cosa e a verificare che il comportamento dei propri figli sia quello corretto. Alle 6 del pomeriggio, aggiorna Andrea Gallo dal comando della Polizia Locale, una persona aggravata da daspo urbano è stata individuata in via Roma e portata in caserma. Per il resto, evoluzione positiva. Nessuna criticità è stata registrata malgrado l'arrivo di centinaia di ragazzi che hanno invaso il centro, ma che hanno mantenuto, devo dire, un atteggiamento assolutamente rispettoso nei confronti di tutti. Un sindaco Mario Conte che abbiamo visto nel servizio di Christian Arboit, che domani ovviamente sarà raduno di Pontida, la 2 giorni leghista aperta oggi dal segretario Matteo Salvini, è molto attesa proprio in queste settimane anche per quanto accaduto, insomma, per il mal di pancia all'interno del Carroccio. Ebbene, anche Mario Conte sarà tra i big che non saranno sul palco ma sul prato insieme ai militanti, mentre l'ex deputato Paolin lancia le magliette dell'autonomia, e l'autonomia sarà un tema chiesto con forza proprio dai militanti veneti. Domani sono a Pontida, nel Pratone, insieme a tutti i militanti sostenitori, ad ascoltare le linee guida del nostro partito. Ma nel Pratone o sul palco? Perché No, c'è chi dice... Io sono un militante e quindi starò nel Prato insieme agli altri militanti. Niente palco per Mario Conte al raduno della Lega a Pontida. Il sindaco di Treviso, pur tra i leghisti in rampa di lancio, preferisce il prato affollato di militanti. Quindi troverà Caner, perché Caner probabilmente sarà sul Pratone. Io incontrerò tutti i militanti che parteciperanno, speriamo di essere davvero tanti. Federico Caner, ma anche Roberto Marcato, dunque tra i militanti di Pontida, col trevigiano Giuseppe Paolin che non risparmia una frecciata all'assessore regionale all'agricoltura. Ha versato 500.000 euro, che mi sembrano tanti, ma se ne ha versati 500.000 ci dica quanti ne ha incassati. Quindi per il resto sul palco non ci stanno tutti, è bene stare fra i militanti. Che sul palco salgano per il Veneto il segretario Alberto Stefani e il presidente della Camera Lorenzo Fontana dice è sufficiente. Per i veneti il tema resta l'autonomia, proprio Paolin si è fatto promotore della realizzazione e della distribuzione delle magliette dedicate all'attesa riforma, un chiaro messaggio ai vertici del partito. Col referendum si è messo un pilastro importante sull'autonomia, però sapevamo che da lì in avanti la strada era ancora lunga per ottenere l'autonomia. Quindi domani a Pontida, e la maglietta ne è il testimonial, poi c'è anche lo slogan della giornata, che per i veneti è coloriamo il prato con i colori della nostra bandiera, i colori dell'autonomia, quindi per sottolineare insomma il percorso per l'autonomia. Autonomia, viaggio audace, come si legge sulla t-shirt che Paolin invita anche i non veneti a compiere. Noi abbiamo un compito che è quello di convincere gli altri che l'autonomia fa bene a tutti, non fa bene solo al Veneto. L'autonomia non toglie nulla agli altri, anzi permette di amministrare risorse in maniera più intelligente e più efficace. Autonomia o elezioni è anche la scritta sullo striscione con cui un centinaio di giovani della Lega sono entrati nella tensostruttura allestita a Pontida con fumogeni verdi e bandiere di San Marco al grido di Veneto libero e secessione. Con loro anche i giovani lombardi con le medesime rivendicazioni. Torniamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 4 aziende, un calzaturificio di Montebelluna e 3 aziende tessili a Cairiano di San Marco, Cornuda e Volpago del Montello, riscontrando irregolarità contabili, lavoratori in nero e violazioni fiscali. Gli amministratori delle 4 aziende, tutti di nazionalità straniera, che operavano sulla base di commesse di imprese locali, sono stati segnalati alla Procura. Tra le numerose violazioni riscontrate, le più gravi riguardavano la mancanza di indicazioni sulle vie di fuga, di luci di sicurezza, di estintori portatili e della cartellonistica relativa, oltre alle impraticabilità di vie di fuga e all'assenza del certificato di prevenzione incendi. E poi altre violazioni in macchinari sprovvisti di sicurezza e scarse condizioni igieniche. Non basta, in materia ambientale, nella fabbrica di Cornuda è stata accertata la presenza di 20 metri cubi di scarti di lavorazione illecitamente smaltiti, che sono stati poi sequestrati insieme all'area in cui venivano bruciati, circostanza per cui è scattata la denuncia ovviamente del titolare a Cornuda. E poi a Preganziola la paura nella notte per un atto incendiario, un attentato incendiario alla porta di una casa, di un appartamento a Atere. Il proprietario salvato dal suo cane che lo ha svegliato. Ho sentito dei passi, ok, e una voce con cadenza veneziana che ribadiva queste stesse parole.
ti andarà anche fuori dei coglioni. San Trovaso, via Ugo Foscolo, 3 di notte. I latrati senza sosta di Spiro, il cane del proprietario della casa Ater, Loris Dogao, 47 anni, danno l'allarme. Lui ha iniziato ad abbaiare, io non vedevo fumo, quindi ho preso il mio cane, l'ho fatto stare zitto e me lo sono portato in camera. A una certa sentivo puzza di fumo, pensavo di aver lasciato il gas aperto, una padella, invece mi sono reso conto che proprio la porta stava bruciando. Un incendio violentissimo che in pochi minuti ha divelto la porta facendo entrare il fuoco. Così Loris con il suo cane si sono rifugiati in terrazza per salvarsi dalle fiamme e dal fumo che stavano rendendo l'aria di casa irrespirabile. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco che in circa mezz'ora sono riusciti a domare l'incendio, ma la paura di quei momenti resta. Una vigliaccata perché comunque non ci sono soltanto io qui, c'è un anziano di 96 anni, un altro anziano che comunque non sta molto bene e poteva sfociare in qualcosa di diverso, di molto peggiore. Quindi grazie al mio amico a quattro zampe che ci ha salvato la vita. Ancora in corso le indagini dei carabinieri per capire l'autore del folle gesto che avrebbe potuto causare morti e feriti. È successo tutto in un attimo, racconta Loris. Resta da capire chi possa essersi introdotto in piena notte e arrivare sul pianerottolo dell'ultimo piano del caseggiato Ater in via Ugo Foscolo. Incendio di origine dolosa. Sono state infatti trovate tracce di accelerante ora al vaglio degli inquirenti. Sottoposti a controlli sanitari gli altri inquilini della palazzina. Nessuno ha riportato traumi o ferite. Al lavoro, già dalle prime ore della giornata, i falegnami che hanno lavorato per sistemare il danno. A porgere solidarietà all'inquilino anche il presidente Ater, Mauro D'Alzilio. Come ti senti adesso? Nervoso, allora contento perché sono vivo. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta torneremo a parlare di politica. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, torniamo a parlare di migranti, torniamo a parlare di politica, mentre il governo vuole creare nelle sue intenzioni almeno un CPR, un centro di rimpatri per ogni regione. A Treviso, per la festa democratica del PD, il deputato Dem Piero Fassino, ospite di Lina Paronetto a prima edizione, ha parlato di politica migratoria fallimentare da parte del governo, di propositi inattuabili come appunto i rimpatri. Blocco navale e detenzioni. Non è con la faccia feroce così che si risolve questo problema. A chi vive nella miseria, nella guerra, nella fame, tu non gli puoi dire semplicemente statene lì, perché o gli offri condizioni di vita dignitose dove vive, o quello lì cercherà altrove. Ospite a prima edizione di Antenna 3, Piero Fassino, deputato del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, bolla come fallimentare la politica migratoria seguita fin qui dal governo di Giorgia Meloni. L'approccio securitario, blocco navale, detenzioni, non ha e non avrà alcuna efficacia, attacca, men che meno i rimpatri che rimarranno sporadici. Occorre persuadere quelle popolazioni a restare nei paesi d'origine e per farlo vanno stanziati fondi per politiche di sostegno in loco, di cui nella legge di bilancio non c'è però traccia. Non c'è una riga in quegli preannunci che dica che il governo è pronto a stanziare delle cifre per sostenere lo sviluppo dei paesi da cui partono i migranti. Se non si fa questa cosa qui, i flussi migratori continueranno, non li fermerà con la faccia feroce, li fermi soltanto se incidi sulla ragione per cui la gente parte, ma questo significa una strategia di intervento a quei paesi, chiedendo all'Europa di sostenerti su questo, certo. In alternativa gli arrivi vanno gestiti, continua Fassino, e anzi trasformati in una risorsa. Se l'ha fatto la Germania, perché non possiamo farlo noi? Questo governo ha appena autorizzato qualche settimana fa, nel silenzio, per non smentire la sua propaganda demagogica anti-immigrati, un provvedimento che prevede che 500.000 lavoratori stranieri nei prossimi 3 anni entrino in Italia perché le imprese hanno bisogno, ne abbiamo parlato prima, di manodopera e non la trovano. Non si può fare la stessa cosa per questi 140.000 che sono approdati fin qui. Il deputato Dem sposa la strada dell'accoglienza diffusa, ma aggiunge anche da ex sindaco e da ex presidente ANCI occorre creare le condizioni necessarie. Dare ai sindaci le risorse, un criterio certo di proporzionalità, accoglienza diffusa e non maxi concentrazioni che sono pericolosissime, prima di tutto per la sicurezza dei cittadini, e su questo cercare di gestire appunto questa
questo flusso così enorme. Dalla festa democratica in corso a Prato Fiera Treviso, la festa rossa invece di Giavera del Montello, sempre in corso, sono le giornate clou, dove è presente anche il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbi, che ai nostri microfoni ha parlato anch'egli di migranti e gestione dei flussi provenienti dal Nord Africa. Sentiamolo. Il governo ha superato tutti i record di sbarchi, dimostrando la assoluta inconsistenza della propaganda su cui hanno raccolto consenso per anni tra le cittadine e i cittadini. Non solo hanno aumentato, su richiesta delle imprese stesse, il numero dei migranti che potranno arrivare attraverso i flussi. Questa è la dimostrazione che per anni si è fatta assolutamente demagogia. Lo stesso ministro Piantedosi, appena eletto, è andato alle commissioni parlamentari e ha detto che non si può fare il blocco navale perché è contrario alle convenzioni internazionali, e nei 10 anni precedenti, durante i quali la Meloni ha detto che la prima cosa che avrebbe fatto era il blocco navale, non le avevano studiate le convenzioni internazionali. Stanno creando un disastro e vogliono dare la colpa alle ONG. Faccio presente che la maggior parte dei migranti che arrivano dalle coste africane arrivano, quando vengono soccorsi, dalle navi fortunatamente della Repubblica Italiana, non delle ONG. Quindi in questo momento, ed è giusto che sia così perché c'è il dovere di soccorso in mare, noi abbiamo bisogno di organizzare in maniera seria il soccorso, evitare che la demagogia crei le situazioni come in questo momento di sovraffollamento a Lampedusa o in altri luoghi, e affrontare l'immigrazione senza cercare di raccattare voti sulla paura della gente. Dai temi nazionali a quelli locali della politica, parliamo delle amministrative 2024 con Mogliano che scalda già i motori, o meglio il centro-sinistra. Il PD propone il suo candidato alle primarie, Giacomo Nilandi. È da anni che stiamo lavorando dentro e fuori al Consiglio Comunale per costruire un'alternativa alla giunta uscente in questa città. Un'alternativa non basata su posizioni ideologiche, ma basate su temi e contenuti sui quali noi pensiamo di avere una visione diversa. Un gazebo in piazza Caduti per incontrare i cittadini e presentarsi come candidato sindaco del PD alle primarie del centro-sinistra che a novembre individueranno chi correrà alle elezioni di primavera 2024. Giacomo Nilandi è pronto per la sfida in veste di avversario del centrodestra ricompattato e di quello che con tutta probabilità lo guiderà alle urne, il sindaco uscente Davide Bortolato. Noi saremo la coalizione che privilegerà il diritto alla casa, il diritto alla salute, i servizi del territorio, l'inclusività delle persone, il fatto di fermare questo scellerato consumo del territorio e il fatto di poter dare ai nostri giovani e ai nostri ragazzi tutti i servizi che gli possono servire per poter scegliere di formare una famiglia qui. A sostenere la sua candidatura anche il segretario provinciale Dem Giovanni Zorzi. Io credo che ci siano le condizioni qui a Mogliano per fare bene e l'appoggio che ritengo che il Partito Democratico anche a livello provinciale voglia dare a Giacomo è molto semplicemente perché Giacomo è una persona che ha dimostrato grande consapevolezza politica. Sotto la sua guida il partito di Mogliano è riuscito a essere protagonista di numerose battaglie sul territorio. 29 anni consigliere comunale, da 2 segretari locali del circolo del partito, progettista sociale, Nilandi lavora per una cooperativa che si occupa di educazione e proprio le persone sono al centro della sua linea politica. Il sociale per noi sarà sempre al primo posto, soprattutto in vista delle grandi crisi economiche che arriveranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno, questa sarà la nostra priorità. Adesso a Santa Lucia di Piave, alle fiere di Santa Lucia, cambiamo argomento. In questi giorni il mondo della termoidraulica a confronto in una esposizione tra esperti del settore. L'obiettivo è guardare alla sostenibilità ambientale. In questo momento di cambiamento, come porta il titolo di questa Expo, noi artigiani di Confartigianato abbiamo bisogno di lavorare e di essere informati su quelle che saranno nel prossimo futuro le modifiche e le nuove normative che riguarderanno
efficientamento energetico dei nostri edifici e quindi in cascata il nostro lavoro. 74 aziende espositrici in 2000 metri quadrati e migliaia di presenze alle fiere di Santa Lucia, tutti con l'obiettivo di essere aggiornati per il futuro. È il senso della 2 giorni di CVB Expo 2023, la quinta edizione della manifestazione punto di riferimento per il mercato idrotermosanitario dedicato alle aziende di settore. Quest'anno un titolo inequivocabile scelto dall'azienda che ha ideato l'evento, Commerciale Veneta Beltrame. Efficientemente centriamo il cambiamento. L'efficienza per farla diventare comunque una realtà sempre più reale e concreta deve essere comunque affrontata coinvolgendo sempre di più tutti gli attori, facendo rete. Una manifestazione, quella di Commerciale Veneta Beltrame, che ogni 2 anni ripercorre le principali tendenze e prospettive del settore dell'idrotermosanitaria, che negli ultimi anni ha registrato una crescita rilevante, più 9% dal 2019 al 2020, più 3,6% dal 2020 al 2021, più 23,2% dal 2021 al 2022, per un fatturato totale nazionale nel 2022 pari a quasi 5 miliardi di euro. Sicuramente sarà un futuro che li vedrà più specializzati. Noi dobbiamo capire che la specializzazione anche nel nostro lavoro sarà sempre più importante. Grande attenzione anche verso l'intelligenza artificiale che sta cambiando il modo di concepire gli impianti, non solo industriali ma anche domestici, ma sempre tenendo presente l'importanza del fattore umano. Mette in evidenza il meglio della ricerca e soprattutto dà la possibilità di far capire quanto l'uomo ancora possa essere quello che fa la differenza, perché l'artigiano che installa la caldaia è quello che fa la differenza. Parliamo adesso di Pio X, mentre si stanno ultimando i preparativi a Riese per il ritorno a casa del corpo del pontefice, previsto per il 7 ottobre che seguiremo in diretta. In municipio si è tenuta una serata dedicata alla figura di Papa Sarto, legata al fenomeno della nostra emigrazione di fine Ottocento, e a sorpresa si scopre che il Papa veneto viene citato, pensate, anche nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. È un Papa che non ti aspetti, quello che sta emergendo negli incontri di Riese in preparazione al ritorno del corpo di Pio X nel suo paese natale. E anche ieri sera in municipio il Giuseppe Sarto, testimoniato dalla storia, è ben diverso da quello che è stato descritto finora. Così si scopre che il Papa Veneto viene appellato come il turco, niente meno che dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. L'espressione il turco è detto proprio nel senso, è un Papa talmente innovatore che rischia di andare anche oltre, nel senso della diminuzione delle feste di precetto, un Papa pratico e un Papa operativo. Altro che restauratore immobile ed ininfluente della chiesa tra la breccia di Porta Pia e i patti lateranensi. Pio X, sin dall'inizio del suo pontificato, procurò delle scosse salutari nella dottrina della fede con la sana praticità della gente veneta, che peraltro aveva già applicato quando da vescovo di Mantova aveva già intuito nelle prime timide partenze cosa sarebbe stato il dramma dell'emigrazione italiana di fine Ottocento. Ecco perché le Ferrovie dello Stato e l'amministrazione comunale hanno deciso di dedicare al Papa Trevigiano la stazione di Mantova. Il 5 novembre ci sarà questa intitolazione per ricordare un vescovo che nel 1887 ha pubblicato uno dei primi documenti sull'emigrazione, una lettera pastorale che si interessava a questo problema, a questo fenomeno. Il vescovo di chi andava a catar fortuna, oggi patrono dei trevisani nel mondo, grazie allo spunto di un emigrante della sua terra. È arrivata da Bennimonico, questo è il suo nome, partito da Riese e è andato a Guelfa. Ha fatto la proposta al Consiglio direttivo, questo ancora nel 1985, il direttivo l'ha approvata e da allora nello Statuto della Trevisani c'è un articolo che dice in maniera specifica che Pio X è il patrono dell'associazione. Storie forse di ieri, ma che devono farci riflettere anche oggi. Basta infatti solo leggere questo titolo e guarda caso pensare Lampedusa oggi, scoprendo poi che in realtà appartiene ad un articolo della Gazzetta di Mantova del 1877. Anche per questo noi riteniamo, valutiamo la figura di Pio X molto contemporanea, anche se parliamo di contesti storici completamente diversi, alcuni problemi come sono i famosi cicli storici che ritornano di Giambattista Vico tornano anche adesso, sono più attuali che mai.
Prima di passare alla pagina bellunese apriamo una veloce pagina dal sito del Gazzettino sul terribile incidente che ha coinvolto le Frecce Tricolori, un po' la notizia di queste ore nazionale, l'aereo che è precipitato, ha colpito un'auto nel torinese, un'auto uccidendo una bimba di 5 anni, feriti i genitori e il fratellino, il pilota è salvo. Queste sono le immagini terribili dell'incidente, il velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori che è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle, quindi a Torino. Il pilota che si è salvato lanciandosi con il paracadute. Le Frecce Tricolori hanno raggiunto il capoluogo piemontese per partecipare domani a un'esibizione organizzata per il Centrale dell'Aeronautica, che evidentemente è stata annullata. Dunque in fase di decollo la Freccia è caduta a quanto sembra per un bird striking, per la presenza di alcuni uccelli nel motore dell'aereo, e quindi l'aereo che è caduto si è schiantato su un'auto, dicevamo, in corsa. Perché ve ne parliamo? Perché il pilota, quindi in qualche modo una tragedia che ci riguarda vicino il nord-est, il pilota che si è salvato lanciandosi ma non ha potuto fare niente per evitare l'impatto è Oscar Del Do, ed è un giovane pilota friulano, che è entrato nel reparto acrobatico dell'aeronautica militare nel 2020. Il suo jet ha perso quota probabilmente in seguito all'impatto con uno stormo di uccelli, ha finito la sua corsa contro un'auto in transito su una strada che delimita l'aeroporto. Lui si è salvato lanciandosi con il paracadute. Eccolo, questo è Oscar Del Do, il pilota ai comandi, lo vediamo, del jet che si è schiantato a Torino, ed è appunto friulano. Una tragedia davvero incredibile quella che ha colpito questa famiglia, che ha colpito la zona di Torino e colpisce le Frecce Tricolori. Andiamo nel bellunese. Per parlare di turismo in primo piano, con un tempo di bilanci, l'estate che va a finire, si tirano le somme in montagna e soprattutto nella Marmolada, un trend positivo. Domani, ultimo giorno di apertura per la Marmolada, ultime ore per chi ha voglia di visitare uno dei posti più belli del Veneto. Poi si riaprirà a dicembre. Tempo di bilanci per la regina delle Dolomiti. Dopo il Covid, dopo la tragedia che è ancora negli occhi e nella memoria di chi ama questa montagna, che ti permette di arrivare in cabinovia oltre i 3.200 metri sul livello del mare. Marmolada che non è soltanto ghiacciaio ed inverno piste da sci, ma sono anche i luoghi della memoria del 15-18, un'occasione per chi ha voglia di camminare, ovviamente con le opportune attrezzature per non rischiare incidenti, scendendo a 2 passi dal massiccio noto a tutti. La stagione è andata, direi, molto bene. Siamo, rispetto ai periodi pre-Covid, per quanto riguarda la stagione estiva, ci attestiamo su un più 5%, siamo contenti. Finisce la stagione estiva. In Marmolada non si salirà più in canottiere e pantaloncini corti e si pensa già a quando sarà la volta degli sciatori. L'intenzione è come sempre di aprire i primi giorni di dicembre, almeno per il ponte dell'Immacolata, sperando che appunto ci siano delle copiose nevicate che ci permettano di fare ciò. La preoccupazione ovviamente è per il futuro del ghiacciaio, la cui estensione va riducendosi anno dopo anno, tanto che chi lo conosce dal secolo scorso teme di vederlo definitivamente scomparire entro non molti lustri. Un po' in sofferenza, diciamo che comunque durante il mese di luglio ci sono state temperature non elevate come l'anno scorso, però in questo mese, adesso fine mese di agosto e primi di settembre, le temperature sono un po' rialzate, è innegabile che sia un po' in sofferenza. E adesso parliamo di un incidente avvenuto questa mattina a Melle. I vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro tra 2 auto che ha coinvolto anche 2 vetture parcheggiate, feriti i conducenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre 2 conducenti sono stati assistiti dal personale del SUEM. Convocata, ne abbiamo parlato in questi giorni, per lunedì dal prefetto una riunione, un vertice importante, urgente, per discutere la situazione che si è creata attorno a Dolomiti Bus in montagna. Il trasporto pubblico locale evidentemente è un servizio imprescindibile per studenti, lavoratori e anche per il turismo, ma ha dei costi superiori rispetto alla pianura. È quanto affermato dal presidente della provincia Roberto Paterin dopo una settimana di disagi sul fronte del trasporto pubblico locale. La carenza di autisti in questa prima settimana di scuola ha portato a una riduzione delle corse
con notevoli disservizi causati dal fatto che negli ultimi anni Dolomiti Bus è passata da 185 a 118 autisti. Lo ricorderete, l'abbiamo raccontato, nel primo giorno di scuola addirittura Dolomiti Bus ha richiamato meccanici o amministrativi con la possibilità, con la patente giusta per poter fare da autisti, diciamo, d'urgenza per gli autobus. La situazione è stata stigmatizzata oggi dal gruppo Insieme per Belluno, che in un comunicato ha parlato di situazione gravissima e di inadeguatezza dei vertici di Dolomiti Bus, e lunedì ci sarà un vertice in prefettura proprio su questa situazione. Adesso invece parliamo del Boite con i lavori e quanti soldi ci ha messo la Regione per dei lavori importanti in quella zona. 4 milioni dalla Regione investiti sul torrente Boite. Dopo gli importanti interventi messi in atto negli anni scorsi, partiranno ora nuovi cantieri. Come avevamo promesso, ulteriori lavori sulla frana di Perarolo di Cadore, dopo l'intervento anche molto spettacolare che ha visto l'utilizzo anche di esplosivo, quindi in maniera innovativa, per scaricare il corpo frana, che ha consentito un notevole rallentamento della stessa. Adesso partiranno ulteriori lavori, ne sono stati fatti anche da RFI nella parte più a monte della frana, ma adesso partiranno dei lavori appena a monte della frana sul Boite. In modo particolare c'è stato uno stanziamento da parte della Regione di 4 milioni di euro che serviranno a ripristinare la briglia che è stata danneggiata, a realizzare una controbriglia a valle e poi un'ulteriore soglia ancora più a valle con la predisposizione di un materasso a protezione dell'alveo contro le erosioni. L'intervento prevede il ripristino della funzionalità idraulica di una briglia attualmente dissestata con l'impiego di micropali, il rifacimento della controbriglia di valle e infine la realizzazione di una nuova soglia ancora più a valle pensata per garantire una maggiore stabilità dell'alveo. Da lunedì 25 ci sarà l'effettiva consegna dei lavori e l'avvio del cantiere per questo intervento. Ne seguirà un altro realizzato a Veneto Strade con un muro proprio nella parte frontale di fronte alla frana nei giorni successivi, nelle settimane successive. Questo nuovo cantiere, relativo a un nuovo muro di sponda sempre sul Boite, sarà nello specifico di fronte alla frana della Busa del Cristo. Il centro città a Belluno oggi invaso pacificamente dai bambini, dal Duomo a Piazza dei Martiri, passando per la prefettura. Tantissime le possibilità offerte dai più piccoli nell'ambito di sport in piazza, dalla scherma al basket, dall'atletica leggera alla pallavolo. Interessante e partecipata anche l'iniziativa del Corpo della Polizia Municipale, che ha allestito un percorso, lo vediamo con tanto di segnaletica stradale, per insegnare agli uomini di domani quella che deve essere la corretta circolazione dei mezzi rispettando le norme del codice della strada. L'educazione stradale è stata ricordata anche dal ministro Nordio, l'abbiamo visto nella pagina trevigiana parlando delle tante tragedie della strada. Adesso invece, per chi ama la montagna e la corsa in montagna, il ritorno della Transcavallo. Per chi non la conosce, il nome non tragga in inganno. La Transcavallo, giunta alla sua 6ª edizione estiva, infatti nulla ha a che vedere con i simpatici equini, ma deve bensì il suo nome al monte attorno al quale si sviluppa. Il percorso è quello classico, quello che usiamo anche d'inverno per la Transcavallo invernale, quindi si parte a Colindes, l'arrivo a Colindes, passiamo prima per la parte che va in Friuli verso la Palantina, rientriamo in Veneto, saliamo al rifugio Semenza, cima alla Ste, cima a Cornor, ultima salita anche per la gara individuale cima Vacche e si rientra a traguardo di Colindes. Sono 21 km e mezzo, 1900 metri di dislivello positivi, i primi, il record è attorno alle 2 ore e 30. Nomi che suscitano emozioni, che fanno parte della storia delle Dolomiti, che risvegliano infiniti ricordi in chi ama le montagne, che quei luoghi li ha vissuti o vorrebbe viverli. Abbiamo messo un limite anche per esigenze tecniche e anche di sicurezza, 60 squadre, 120 nell'individuale. Dopodiché abbiamo anche una passeggiata ecologica, chiamiamola così, che entra nel bosco del Cansiglio, arriva fino alle casere di Palantina 1500, nella radura delle casere Palantina, e rientra a Colindes, e lì prevediamo un centinaio di partecipanti. Ultima cosa, un consiglio, il posto ideale per poterli vedere? Zona del rifugio Semenza. Zona del rifugio Semenza, si vede la salita al Monte Lastè, tetto della gara, si ripassa per il rifugio e si sale in vetta al Cornor, che è la piramide storica della Transcavallo sci alpinistica.
È tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. La settimana si chiude con una domenica 17 settembre nel complesso tranquilla e con condizioni meteo stabili. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, la giornata infatti sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e da cielo sereno o al massimo velato. Le temperature saranno stazionarie o in lieve locale aumento, minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole con cielo da poco nuvoloso a variabile, specie sui rilievi, ma in genere senza conseguenze. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, salvo la presenza di nubi basse, specie mattutine. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime comprese tra 28 e 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.